Benvenuti e buonasera a tutti. Invito Giuliano Berti ad aprire ufficialmente il 40ennale del Premio Città di Mestre. Il 1° giugno del 1982, alle ore 21, nel Palazzo Comunale di Mestre, si svolse una cerimonia sportiva all'inizio della quale fu detto: è un motivo di profonda soddisfazione essere riusciti a far nascere una nuova tradizione che proprio stasera troverà il suo riconoscimento ufficiale, il Premio Città di Mestre per lo sport, bersaglio centrato. Sono passati 40 anni ed oggi ne celebriamo la 40ª edizione. È un ottimo motivo per augurare la buona serata a tutti. Giuliano Berti, l'ideatore del premio.
Il Panathlon di Mestre festeggia questo storico traguardo per il premio più longevo della città. Le immagini dei tantissimi premiati che tra breve scorreranno sono vere e proprie pagine di storia sportiva, un caleidoscopio straordinario di racconti, di affermazioni e di promesse, di vite dedicate alle varie discipline e di impegno. Questi sportivi di tutte le età hanno reso migliore anche il nostro fecondo territorio, già ricco di valori sportivi. Anche nel 2020 abbiamo desiderato che il premio andasse in scena creando una special edition che ha registrato centinaia di visualizzazioni. Mai come oggi abbiamo bisogno di sport, soprattutto le nuove generazioni attratte purtroppo da illusorie scorciatoie. Il premio Città di Mestre è stato e sempre sarà un fulgido sprone a dare il meglio di noi stessi, ispirati dalla stella polare che guida il Panathlon da 70 anni, fair play e lotta al doping. Mi corre l'obbligo di ringraziare i presidenti del nostro club che mi hanno preceduto, il nostro consiglio direttivo, il presidente della commissione del premio Marta De Manincor, che purtroppo oggi è assente per un problema familiare, e i suoi commissari. Un grazie particolare alle autorità presenti, al signor Sindaco Luigi Brugnaro, da sempre vicino alle nostre tematiche, al consigliere internazionale del Panathlon Giorgio Chinellato, all'assessore allo sport Andrea Tomaello, che sta arrivando, al presidente della municipalità Raffaele Pasqualetto, al consigliere internazionale, l'abbiamo già ricordato, e al governatore dell'area Beppe Falco, al delegato del CONI Davide Giorgi. Un grazie di cuore a Fabrizio Renzi, direttore di M9 District, per l'ospitalità, e un particolare saluto ai gratitissimi ospiti, i miei colleghi del club di Chioggia, Stefania Lando, e di Venezia, Giuseppe Zambon, e alle tante persone che sono a festeggiare qui con noi. Congratulazioni vivissime sia ai premiati 2020 e 2021. Viva il premio Città di Mestre e viva il Panathlon. A questo punto invito Valentina Di Renzo, la vicepresidente del Panathlon, che sostituisce, come già detto, Marta De Manincor, che chiamerà qui a ritirare i premi, a far ritirare i premi del 2020 in una carrellata, un continuum, quindi li chiamerà. Vediamo il video che ricorda il 2020. Così funziona? Perfetto. Il primo chiamato dei premiati 2020 è Luciano Favaro. Mitico presidente della box Mestrina, eccolo qui che arriva Luciano Favaro. Complimenti. Ecco, accomodiamoci lì. Poi faremo la foto di gruppo con tutti i premiati 2020. Nicolò Gaggio.
Benvenuto, ecco a te la targa. Veronica Luciani. Dario Naccari. È venuto da Roma appositamente, ricordiamo questo. Moreno Pesce. Grande Moreno. Anna Raimondi. Ecco, noterete, essendo atleti, sono dislocati in fondo per farli allenare anche questa sera, quindi è voluta questa cosa. Grazie, complimenti. Alessandro Torre. Mini basket Spinea. Abbiamo preso i tempi sulla discesa, quindi... I ragazzi della Mestrina Pallanuoto. Ottimo, vorrei che tu ricordassi i tuoi Sì, colleghi commissari. vorrei ricordare i... Sì. Giusta, poi lo diamo Non al avevo sindaco la targa. Dopo magari ti passo parole. Vorrei ricordare i membri della commissione e soprattutto la presidente che si è molto impegnata e ci ha coordinato, Marta De Manincor, Fabrizio Coniglio, Michele Beato, Laura Bergamin, Francesco Coppola, Valentina Di Renzo, Massimo Di Tonno, Alessio Ferronato e Fabrizio Stelluto. Grazie. Grazie. Foto di rito. Ci mettiamo davanti. No, siamo un po' stretti. So che tu occupi tutto. Dove va? Naturalmente il video che avete visto zippato, quasi claustrofobico nella sua, è stato visualizzato da migliaia e migliaia di persone nei nostri canali YouTube, quindi siamo molto contenti. Bene, adesso chiamo per un breve saluto le autorità. Incomincio dalla massima autorità presente del Panathlon, che è l'avvocato Giorgio Chinellato, consigliere mondiale. Microfono. Beh, buonasera a tutti. Allora,
i premiati dell'anno scorso li abbiamo visti, siamo un po' in trepida attesa per vedere quelli di quest'anno, però sicuramente va il nostro ringraziamento a loro, perché approfittiamo per ricordare questa cosa e approfitto che c'è con noi oggi il sindaco che ricevette il premio come dirigente sportivo nel 2013 e quindi, va bene, prendiamo ordine dei giornalisti. Allora, oggi è una doppia festa perché premiamo e consegniamo le targhe del 2020, consegniamo quelle del 2021, ma è una doppia festa perché il premio fa 40 anni nell'anno in cui il nostro movimento fa 70 anni. Prima Fabrizio Coniglio ha ricordato quali sono i nostri principi, io aggiungerei in questo periodo e in questo particolare momento che chi fa sport è abituato a conoscere e a rispettare le regole. Il messaggio che vorremmo mandare questa sera da questa sala è: aiutiamoci tutti a uscire rispettando le regole. Il mondo dello sport oramai è ripartito e ci dà un segnale, ci dà un segno di fiducia, e quindi credo che in questo dobbiamo tutti quanti impegnarci veramente come se dovessimo giocare per le Olimpiadi. Poi ce lo spiega mai Francesca qui davanti cosa significa impegnarsi e vincere le Olimpiadi estive e invernali. Però perché sono importanti i premiati di questa sera? Perché, come ha detto Fabrizio, è uno spaccato importante di 40 anni della nostra città, la nostra città che forse è l'unico capoluogo di regione in Italia che non ha un impianto a norma per nessuna disciplina sportiva. Il Calcio Venezia fa fatica, la Reyer sappiamo che è borderline con le regole e via a scendere, non abbiamo una vasca olimpica e l'elenco, i dirigenti sportivi, gli atleti sanno benissimo di cosa stiamo parlando. Allora, se in una città che non ha gli impianti a norma riusciamo tutti gli anni a trovare dei premiati, anzi veramente grazie alla Commissione che anche quest'anno ha fatto un lavoro certosino perché la lista dei premiati è contingentata e invece i meritevoli sono una lista infinita. Allora vuol dire che nel nostro territorio c'è alla fine un tessuto sano sia dal punto di vista della società civile sia della società e del mondo sportivo, e quindi veramente dobbiamo essere orgogliosi di questo, farne tesoro e impegnarci tutti quanti assieme, gli atleti da una parte, i dirigenti dall'altra, e appunto io finirei con un applauso agli atleti, ai dirigenti e anche ai genitori, perché se abbiamo degli atleti che vincono i titoli olimpici è perché qualche genitore di buon senso da piccoli li ha portati sui campi sportivi. Quindi veramente grazie. Grazie Giorgio. Chiamo il governatore dell'area 1 Beppe Falco per un saluto. Prego il microfono dedicato. Si è riscaldato e quindi funziona subito. Buonasera a tutti e grazie Fabrizio dell'invito. 40 anni di premiazioni nei vari aspetti che riveste lo sport è veramente un bel periodo, e quindi auguri anche a continuare per il futuro. Io porto il saluto dell'area 1 che comprende la Regione Veneto e le 2 province autonome di Trento e di Bolzano-Bozen. Siamo quasi 800 club, 800 soci per oltre 20 club. Una brevissima considerazione, visto che c'è anche il sindaco Brugnano. Facendo una ricerca, in questi giorni, in questi mesi si sta parlando molto dell'educazione motoria nella scuola primaria. Pensate che lo Stato italiano, il Regno di Sardegna allora, nel 1859 è stata fatta la prima legge per rendere obbligatoria la cosiddetta ginnastica di allora nella scuola primaria, secondaria e magistrale. Era ancora Regno di Sardegna e ancora lascio a voi la considerazione di come ci troviamo. L'ultima considerazione: il Panatro è un'associazione benemerita riconosciuta dal CONI ed è molto impegnata nei valori sportivi, nell'importanza che ha il movimento anche organizzato, quindi l'attività sportiva, nell'evoluzione del cittadino per il proprio processo educativo. Ricordiamoci, per gli adulti il movimento, lo sport è un processo autoeducativo. Grazie. Grazie, parlavamo di CONI, invito a salutarci Davide Giorgi, il delegato del CONI per la provincia di Venezia. Grazie. Buonasera, grazie Fabrizio, grazie a tutti. Il CONI è sempre stato vicino al Panatro e perché
i valori che il Panathlon porta avanti e le attività che vengono promosse sono le medesime. Qui a Mestre abbiamo una realtà molto importante, sportiva. Le nostre associazioni sono associazioni veramente di livello. Bene si faceva ricordare, insomma, che pur avendo una situazione impiantistica come quella che abbiamo, e pur avendo questo, abbiamo squadre di vertice nel basket, nel calcio e in quasi tutte le discipline. Quindi, insomma, io penso che un premio come questo ci faccia rendere orgogliosi di essere mestrini, veneziani, e quindi a tutti non posso che dare l'augurio di buon divertimento, perché i ragazzi su questo ci tengono. Ricevere il premio non è così banale, 2 anni di astinenza si fanno sentire anche in queste cose qua, quindi grazie a tutti e buon lavoro. Adesso chiamo il padrone di casa, Fabrizio Renzi, direttore di M9 District, grazie di essere qui. Grazie a voi. Buonasera a tutti, sono molto contento di essere qui con voi. Oramai sono 15 mesi che sono qui a Mestre, quindi volevo ringraziare di cuore la dottoressa Carraro per avermi presentato gli amici del Panathlon che mi hanno fatto sentire a casa. Io sono foresto, come si dice tecnicamente, ho lavorato per 20 anni a Venezia, ho lavorato per IBM, era una multinazionale, mi occupavo di ricerca e innovazione, però insegnavo allo IUAV, quindi conoscevo Venezia in giornata. Invece qui a Mestre ho conosciuto Venezia 4-5 giorni alla settimana. Io, essendo uomo di terraferma, mi piace anche la laguna, sindaco, però mi trovo molto bene qui. Peraltro quello che faccio, in genere non lascio molte interviste né cose, preferisco lavorare, ma non perché è così, tendo a lavorare dalle 5 di mattina alle 10 di sera, e quindi perché, come gli amici sportivi sanno, non basta l'ispirazione per vincere le gare, ci vuole anche tanta traspirazione. Su questo lavoriamo. Abbiamo 3 linee nell'interesse del tempo, 3 linee su cui stiamo lavorando. Noi vogliamo una cultura 360 e quindi che sia inclusiva per tutta la città. Io non credo nella cultura per pochi, se per pochi non vengono al museo banalmente o non vengono nel nostro chiostro di innovazione. Questo è il primo punto. E questo anche lo sport è uno sport per tutti. Quindi inclusività. Il secondo tema, crediamo in una cultura sostenibile. Una delle cose su cui abbiamo lavorato duro qui al museo è la sostenibilità economica. I numeri sono buoni, poi fra un po' vi li annunceremo alla chiusura del bilancio, ti direi sono decisamente buoni. Siccome senza Schei orbo non campa, ho imparato qui a Venezia, possiamo lavorare alla rinascita di quest'area. Lavoriamo alla sostenibilità energetica, stiamo realizzando qui a Venezia il più grande tetto fotovoltaico di Italia su un museo, e che direi che è una cosa di cui la città può andare fiera. Ringraziamo anche la città e il comune per averci parlato. Venezia, cultura, sostenibilità, credo che sia un trinomio importante. Ultimo punto che volevo dirvi, è un'altra cosa che ci piace fare, è trasformare la cultura in un motore per lo sviluppo economico. La cultura deve essere, a nostro avviso, uno strumento per far crescere giovani, aziende, attrarre giovani in città, attrarre grandi aziende in città. E col chiostro che abbiamo chiamato AIV M9 abbiamo attratto grosse aziende, abbiamo attratto incubatori, stiamo attraendo molte start-up e anche grandi aziende che stanno venendo al secondo piano, che affittiamo in una modalità nuova che si chiama Business Center. Ciò detto, grazie mille al Panathlon, e Sabea Sente, sono molto contento di essere qui con voi. Grazie. Chiamo il signor sindaco Luigi Brugnaro a darci il saluto. Siamo molto felici che lei sia qua. Grazie. Grazie a tutti. Io avrei tanto da dire, ovviamente, perché nello sport, quando a Venezia dicono che sono un sindaco campagnolo, per cui l'idea della terraferma per me è nel cuore, insomma. L'ho sempre detto, io quando ero giovane tifavo la Pepper, facevamo le sfide con la Reyer, poi ho fuso tutto. Dico, guardando Giorgio, perché con Giorgio Chinellato, insomma, abbiamo fatto un'operazione difficilissima al taglieggio. C'erano 3 società, una società femminile, una società maschile che faceva che era Reyer, e una società maschile che era il Beers Mestre. Io quella volta lì le ho comprate tutte per riuscire a fare un'unica fusione, un'unica realtà, insomma, per fondere. Ed è difficile mettere insieme le cose, perché c'è sempre qualcuno che deve distinguersi, insomma, come sempre. Però ripeto, credo che il tema degli impianti sportivi, lo dico ai giovani, dovete darci una mano, lo dico proprio ai ragazzi, per sostenere politicamente questa cosa. Abbiamo i numeri per farlo, però francamente ho troppi anni di esperienza per imporre qualcosa.
ho deciso di non fare più l'impianto sulla mia terra con i miei soldi, però non lo faccio più perché non voglio che qualcuno possa dire che ci guadagno qualcosa. Pensate, ce la racconteremo perché io penso di vivere ancora fino a 130 anni, perché avrò tempo per raccontarlo a tutti, anche ai nipotini di quelli che sono giovani oggi. Ma una città così è riuscita in sequenza a mandare via tutte le persone o a fargli desistere da questo tipo di ragionamenti, a partire dal famoso del calcio, che è andato via con la squadra intera quella volta, e ancora considerato... Poi è andato a far vedere il calcio a Palermo per 20 anni, ce l'avevamo noi quando eravamo ragazzi, andavamo a vedere giocare la Juventus, il Milan, e per 20 anni l'abbiamo perso. Certo, nessuno può fare ragionamenti etici, ma quello con i soldi suoi. Voleva fare un supermercato, poi abbiamo fatto 3 ipermercati senza avere niente in cambio. E poi c'è stato un altro che voleva fare Pierre Cardin, vi ricordate, un attore, era brutta, era bella, quello che vuoi, però ci ha mandato via anche quello, niente, neanche valutato. Cioè, la realtà è che l'area mestrina è l'area vera del futuro, ma lo dico perché Venezia è la conservazione, dobbiamo conservarla, l'abbiamo trovata così, cerchiamo anche di tenerla sempre bene, cioè, è nel cuore di tutti noi ovviamente. Ma l'area del futuro è Marghera e Mestre, c'è niente da fare. Adesso vi annuncio che la famosa stazione che non si poteva fare si farà. La famosa stazione Ponte che unirà il centro di Mestre a piedi col centro di Marghera a piedi, la gente può andarci e diventerà un grande boulevard, e questo risanerà anche molti scompensi che ci sono, perché le aree chiuse, chiunque conosce Mestre sa come sono le cose, lì poi crea annidamento di gente di ogni tipo. Il tema sicurezza fa il paio con il tema anche del coraggio di fare le robe. Lo stesso vale per la stazione di Gazzera, che abbiamo trovato incasinata, che non vi so dire, però con la regione abbiamo dipanato assieme piano piano con l'assessore De Berti, devo dire, con grande proprio spirito di organizzazione, ma anche sempre con la regione a Marghera, abbiamo dipanato cose che erano incastrate negli anni, che è una roba incredibile, come una matassa, tirando via piano piano, senza fare, per lasciare ai giovani, ma non anche quelli di oggi, i giovani del domani, perché quelli di oggi ormai, cioè, in pochi anni sono già adulti, no? Ci sfuggono via tutti i tempi. E questo, credetemi, è bisogno che tutte le società sportive che ci hanno aiutato nella pandemia, perché le società sportive si sono adoperate, altro che quelli che si fanno in pubblicità in televisione, no? I CB4 che vedi aggiustare i libri, che benissimo, hanno fatto benissimo, ma le società sportive, migliaia di ragazzi, migliaia di dirigenti sportivi, di Mestre, di Venezia, di Marghera, hanno contribuito col comune, e tutti quelli che l'hanno fatto lo sanno, sono stati migliaia di persone, per portare i pacchi a casa, per portare la spesa alle persone in quarantena, e questo ringraziamento e tributo lo faremo in maniera molto più ufficiale quando è finito il Covid, perché non è finito. Lo sport ha pagato tantissimo, durissimo, perché penso alle piscine, perché adesso penso a persone che avevano anche un loro equilibrio economico, che però è saltato adesso con queste questioni dell'aumento energetico e del rischio che aumenti l'inflazione è enorme. Credetemi che in questo momento non ci sono bisogno di polemiche, lo dico a tutti, a quelli che hanno votato, a quelli che non mi hanno votato, non importa. Credetemi che l'interesse della città, della nazione è raccogliersi tutti, si dice momento di unità nazionale, nel senso positivo, dico nobile, non vuol dire non avere critiche, non avere proteste, ma uscire da questa cosa tutti insieme, perché ci sono persone e aziende che vanno bene in questo periodo, ma non tutti, allora non bisogna essere egoisti e pensare proprio a noi stessi, dobbiamo dare una mano a tutti gli altri, ma non una mano nel senso regalare soldi a tutti, ma è lo sport che ti aiuta a combattere. Credo che Mestre su questo la dirà lunga nei prossimi anni, la dirà lunga, perché abbiamo fatto delle esperienze che sono state prese già in certe norme del governo per quello che è stato fatto qui a Venezia. In termini di meritocrazia nella pubblica amministrazione, per esempio, penso all'accordo che è stato firmato dal ministro Brunetta dell'amministrazione pubblica assieme ai sindacati. Il modello è evidente che è il modello veneziano. Ci hanno fatto di tutto perché non passasse la meritocrazia in comune, e poi alla fine adesso è stato firmato l'accordo con tutti i sindacati, è stato fatto un referendum, non l'hanno scritto, non è chiaro, è stato fatto un referendum con tutti i lavoratori e hanno firmato tutti, che vuol dire che la meritocrazia, se fatta in maniera onesta, per bene, senza, serve, aiuta, piccole cose, piccole robe. Se riusciamo a mettere a posto, adesso ci presenteranno il progetto dell'ospedale, lo dico perché fa parte di una visione di Mestre, e lo sport è giusto che lo sappia, perché lo sport sono ragazzi, sono i nostri ragazzi, i ragazzi di tutti, che hanno bisogno di trovare impianti dignitosi. Allora, abbiamo costruito parecchio, devo dire, abbiamo ristrutturato, abbiamo sistemato tetti, perdite di acqua, adesso stiamo facendo una nuova palestra, abbiamo coperto la pista di pattinaggio, le ragazzine che facevano pattinaggio sotto il ghiaccio, cioè sotto l'acqua, sono gli altri, ma con risultati anche incredibili.
Io la SPES da privato l'ho aiutata, ma adesso gli studiamo la palestra, ne facciamo un'altra davanti, su loro indicazioni cerchiamo di fare quello, attenzione, senza soldi che arrivano da chissà da dove o debiti, soltanto efficientando i conti del comune. Guardate che l'abbiamo fatto tutti insieme questo lavoro, perché abbiamo stretto la cinghia dove si poteva. Adesso abbiamo da risolvere ancora il problema CTV, sono venuti a mancare 75 milioni di euro all'anno. Provate a immaginare voi, chiunque, non ci sono numeri che non sono veri. È vero, l'abbiamo certificato, mancano proprio 80 milioni l'anno scorso, 75 quest'anno e siamo preoccupati anche per il prossimo. Non è colpa di nessuno, bisogna stringere la cinghia e sistemare le cose per non far perdere, primo obiettivo, nessun posto di lavoro e mantenere l'azienda pubblica. Detto in tutte le salse, non è vero, e via, ognuno dice quello che vuole. Allora io penso che lo sport, e il Paraton su questo, faccio un appello perché credo che l'organizzazione di associazioni, proprio il Paraton Mestre, che in 40 anni, ancora lo sci club Mestre tanti anni fa, io mi ricordo perché facevamo le cioè io da Spinea venivamo qua, per noi è il centro, per me questo è il centro ancora della città. E bisogna sentirsi però di comandare, non guardare sempre dal buco della serratura. Stavolta Mestre deve trainare la ripresa e penso lo farà della Patreve intera, perché abbiamo grandi potenzialità. Adesso è stata approvata la bretella ferroviaria, sono 600-700 milioni, adesso lo discuteremo, deve essere finita per il 2026, perché voi sapete che il Presidente Zaia è riuscito a ottenere le Olimpiadi Milano-Cortina. E Venezia c'entra, quella bretella serve perché si immagina che arriveranno qui le persone, non è tanto per il periodo ovviamente delle Olimpiadi, ma è per costruire un'alleanza tra il nostro porto, il nostro aeroporto, i nostri traffici, i nostri punti di riferimento siamo noi, con il resto del territorio più ampio, Padova, Treviso, Cortina, la montagna. Cioè, per cui abbiamo veramente importanti disponibilità in prospettiva. Lì, in quel progetto, è stato di fatto prevista la fermata, ormai è già un progetto passato al governo, passato in Parlamento, la fermata per lo stadio. Ergo, su quella cittadella faremo la cittadella dello sport. Questo è il dato di fatto che serve per alzare il livello degli impianti. Invece di continuare a mettere a posto palestrine piccole, facciamo roba più grande per cui a scalare tutti quanti potranno impegnare le altre. Cioè aumentiamo la capacità. Ovviamente a beneficio di tutta la città metropolitana, non è una cosa che riguarda soltanto Mestre, però arriverà a Mestre. E lì vogliamo fare stadio, palazzetto dello sport e la piscina olimpionica. Questo è quello che vogliamo fare noi, lo faremo e presenteremo man mano i progetti, ma l'idea è questa qua. Mi massacreranno sicuramente dicendo che è tutto sbagliato sempre, che lo stadio si deve fare bellissimo a Sant'Elena, che va benissimo perché hanno speso soldi in una società che si sta comportando in maniera molto seria, il Calcio Venezia, però nella lunga è probabile che comprenderanno che 10-15 mila persone è un problema poi farli arrivare, ma soprattutto farli tornare via da Sant'Elena, insomma, ma un po' alla volta. E noi siamo orgogliosi che intanto stia andando così bene la squadra, insomma, è un plauso davvero ai dirigenti. Poi abbiamo l'M9 che ci presta questi spazi, che vuole rendersi protagonista, c'è una voglia di rinnovamento. Noi approviamo tutto quello che le persone fanno, a prescindere dalle appartenenze politiche, eccetera, non c'entra niente, che servono alla città. Tutti quelli che fanno qualcosa, si vogliono mettere a disposizione con sincerità, al di là delle polemiche, presentino proposte concrete e sostenibili non è solo ambientalmente, anche economicamente, cioè stiano in piedi quei bilanci. E questo lo dico a dirigenti di società sportive che sanno che questa è la realtà. Il comune, e dopo ho finito, non potrei stare qua veramente a parlare ore perché mi sembra di stare in un luogo di amici, anche se non ci conosciamo magari, però credo che lo sport ci accomuna, perché è un lavoro di generosità. L'altro giorno ho fatto una partitella, c'era proprio il basket Spinea, a giovanile, dov'è il rappresentante di Spinea che ho visto adesso premiato, ecco. E hanno giocato, io ero lì perché c'era mio figlio che giocava, era pieno così il Lancilotto, hai visto che roba? Cioè è una situazione bellissima, ma tutto gratis ovviamente, c'erano tutti i genitori, gli amici, tutti questi bambini che correvano, bambini e bambine, piccolini, tutti contenti alla fine, perché poi non giocavamo, non è uno sport dove offendi l'avversario, semplicemente i bambini imparano a stare insieme negli spogliatoi, imparano a diventare cittadini con la C maiuscola, imparano a sentirsi degni di una città così grande. E questa è una cosa, credo che questa idea dello sport che pervada la società, che porti anche questo esempio anche in tutta la città metropolitana, perché dobbiamo essere aperti in questo, perché ci sono tantissime società collegate in tutte le discipline. Ecco, noi abbiamo fatto questo provvedimento in comune anni fa, che ha avuto successo, è un voucher per lo sport, praticamente il comune in sostanza finanzia le società sportive attraverso i giovani, attraverso le famiglie. Noi mandiamo un voucher a tutte le famiglie dei bambini che compiono 6 anni
E questa famiglia deve scegliere la società sportiva, deve essere accreditata nell'albo del comune, ovviamente, per cui noi possiamo controllare che sia eticamente sostenibile, per cui controlliamo questo, soltanto questo. Le società sportive si mettono in competizione fra loro e fanno la gara per attirare i bambini che vengono a fare sport e ricevono 180 euro, 60 glieli diamo subito, il genitore deve solo firmare qual è la società dove vuole mandare il figlio, ci porta il documento, lo dà alla società, la società raccoglie i documenti e ce li dà. Noi eroghiamo 60 euro per bambino, poi gli altri 120 a fine stagione con la firma della società che il bambino ha frequentato. Questa cosa ha avuto successo reale, abbiamo aumentato il livello di entrata di bambini di 6 anni nello sport e questo è un obiettivo che credo politicamente faccia piacere a tutti, no? Le società si sono sentite incoraggiate e vengono premiate in base a quanti bambini riesci ad avere, per cui lì devi essere bravo tu. Questa misura l'abbiamo poi allargata alla città metropolitana, cioè a tutti i comuni, sono 44 comuni del territorio, abbiamo fatto noi da cavia, per dire Mestre, abbiamo fatto noi da cavia, che se sbagliavamo prendevo tutti gli insulti del mondo, invece ha funzionato, la facevamo nel mondo del lavoro, ha funzionato, allora adesso, sempre da 2 anni, la città metropolitana paga il primo anno, cioè i 6 anni, li paga su tutti i 44 comuni la città metropolitana, stesso sistema. Ogni sindaco, chiaramente, non il sindaco metropolitano, ogni sindaco, noi finanziamo, però il sindaco dei vari comuni scrive, la firma è a firma del sindaco, scrive alla famiglia, guarda che questo è il tuo. Per cui anche, come posso dire, un'apertura per tutti. E noi, siccome abbiamo risparmiato i soldi del comune, noi finanziamo il secondo anno nel comune di Venezia, perché abbiamo sempre questa possibilità. Speriamo, continuando a efficientare, di arrivare magari a tutti i 5 gli anni, vedremo, insomma, però lo raccontavo come una misura abbastanza semplice, non è neanche molto costosa, ma per le società sportive è ossigeno puro, tanto più anche di sti tempi, insomma. Per cui il ringraziamento mio a tutti quelli che si occupano, non solo i massimi dirigenti, i presidenti, eccetera, che hanno anche un po' di visibilità, ma anche a tutti i volontari, ai genitori spesso sono, no? Ma anche ai volontari pensionati che magari vanno a pulire, insomma, sapete cos'è, è molto complicato in questo mondo. Però poi i risultati sono arrivati, insomma, abbiamo avuto questi grandi risultati splendidi, per cui siamo molto, molto orgogliosi e credo che l'Italia intera ci guarda con grande rispetto dal punto di vista sportivo, per cui chissà che poi riusciamo a essere anche lì, tutti insieme, dei vincitori. Grazie ancora per questo invito e grazie per il vostro lavoro. Grazie. Vi chiedo scusa se non posso trattenermi, però devo prepararmi il lavoro per domani, per cui vado a fare una riunione con un po' di gente. Grazie ancora, davvero. Grazie. Buon lavoro, signor Sindaco. Bene, e adesso io non lavoro più per stasera, perché lascio il microfono per la presentazione del 2021 dei premiati a un noto volto televisivo, Fabrizio Stelluto, che invito qui. Io mi siedo lì, adesso mi gusto la premiazione. Un applauso a Fabrizio. Grazie. Buon lavoro. Grazie anche a voi. Credo che a questo punto ci sia un video però, giusto?
Bene, i primi due premiati sono già stati introdotti, adesso insomma, visto che parliamo con gente di sport, vediamo di aumentare l'intensità della serata, vediamo anche di divertirci. Già prima Moreno Pesce ha fatto un po' ha ravvivato la fotografia. Allora, i primi due. Quest'anno, fra l'altro, c'è una novità. Visto che l'anno scorso, per ovvi motivi, la premiazione ufficiale è saltata, i premiati dell'anno scorso consegneranno il premio 2021 ai premiati di quest'anno. E allora chiamo i primi due, permettetemi, balletti della prima premiazione, vale a dire Anna Raimondi e Nicolò Gaggio, premi 2020, se vengono qua, che consegnano i premi. E consegneranno i premi a Greta Brugnolo, che mi pare di aver già visto il video in precedenza, campionessa italiana juniores di heptathlon, e a Giulio Andreanelli, nuoto sincronizzato, argento europeo juniores. Una premiazione giustamente informale. Prego. Adesso, essendo tutti ragazze e ragazzi di sport, la cosa più semplice sarebbe, siccome i due premiati devono rispondere a delle domande, se vogliamo mettere in imbarazzo i presenti, quelli dell'anno scorso potrebbero fare una domanda a quelli di quest'anno. Vedo, infatti, so come va a finire. Allora, intanto grazie a tutti. Allora, faccio io le domande, visto che mi hanno chiamato qua anche per questo. Se prendete il microfono riusciamo anche a rispondere, perché altrimenti non vi sentono. Alla campionessa di heptathlon, che è una prova multipla, ovviamente mi viene da chiedere qual è la specialità tra quelle che pratichi, che ti riesce meglio, ti piace di più, e quelle in cui ritieni di dover migliorare. Allora, sicuramente preferisco i salti, quindi salto in alto e salto in lungo, e invece il peso non mi va proprio giù. A Giulio Andreanelli, invece, campione di nuoto sincronizzato, quando penso a te nel nuoto sincronizzato mi viene da pensare due cose. Primo, beato fra le donne, e secondo mi viene da chiedere se il ruolo del maschio, dell'uomo nel nuoto sincronizzato è lo stesso che ha il ballerino in un corpo di ballo. Beh, sinceramente secondo me no, perché comunque il maschio nel nuoto sincronizzato innanzitutto è più agevolato, tra virgolette, poi durante il balletto comunque deve essere sempre, deve appunto fare la parte del maschio. E sì, appunto i maschi nel nuoto sincronizzato sono diciamo molto più agevolati delle femmine. Ma anche nel nuoto sincronizzato sei l'étoile della squadra? L'étoile sarebbe la stella. Sì, cioè non penso di Corpo sì. di ballo si usa questo termine. Non lo so. Va bene, comunque è un campione, quindi in ogni caso va riconosciuto. Allora, grazie, potete accomodarvi. Grazie a Greta Brugnolo, campionessa italiana juniores di heptathlon, e Giulio Andreanelli, nuoto sincronizzato argento europeo juniores, e grazie anche ai due premianti, vale a dire Anna Raimondi e Nicolò Gaggio, premi 2020. Loro erano per la categoria atleti emergenti. Passiamo alla categoria atleti affermati. Premiano la presidente del Panathlon Club di Chioggia, Stefania Lando, e il premio 2020 Veronica Luciani. Prego. Dove siete? Scendete, palesatevi.
Bene, allora una premiante almeno è arrivata e allora abbiamo Silvia Zennaro, Olimpionica Tokyo 2020-2021, bella classe laser, e Daniele Di Stefano, 2 titoli italiani nel pattinaggio corsa 2021, premia Veronica Luciani. Prego. Daniele Di Stefano, adesso arriva anche per te. Ecco qua, a favore di fotografi, come si usa dire. Beh, a Silvia Zennaro la domanda è di prassi, cioè partecipare a un'Olimpiade è un'esperienza talmente grande che viene ovviamente da chiedere cosa si porta dentro. Qua c'è un microfono. Beh, sicuramente partecipare alle Olimpiadi è una cosa unica, poi io l'ho vissuta soprattutto a Rio 2016, che era la prima, e anche perché era una festa gigantesca, comunque in mezzo a tutti gli atleti più forti del mondo. Qui a Tokyo invece era già la seconda, quindi tra pandemia, restrizioni e tutto quanto l'abbiamo sentita un po' di meno, ma sicuramente eravamo più focalizzati sulle gare, infatti è andata molto meglio, però penso che sia un'emozione grandissima e me ne sono resa conto nel momento in cui sono entrata alla cerimonia di apertura di Rio, quando ti vedi tu in mezzo a milioni di persone e riesci anche magari a vedere i tuoi genitori che comunque ti hanno accompagnata proprio fino a quel momento, e penso che sia una cosa che ricorderò per sempre. Nella volontà c'è il 2 senza 3? Come? Voglio dire, la volontà è quella del 2 senza 3? Sì, diciamo che ho concluso Tokyo con l'amore in bocca, perché l'ultimo giorno ho sfiorato la medaglia e quindi sicuramente a Parigi vorrò lottare fino alla fine per questa medaglia. Grazie. È arrivata fra l'altro la presidente del Panathlon Club di Chioggia, la invitiamo qua con noi. A Daniele Di Stefano chiederei questo. In una specialità affine al pattinaggio a velocità, l'hockey su pista, ieri si sono conclusi i campionati europei, con una sorpresa, la Francia che è arrivata seconda. E per arrivare a chiedere, nel pattinaggio corsa, insomma, il veneziano è da sempre stato una grande fucina di campioni, insomma, diciamo che i titoli talvolta ve li siete giocati in derby stracittadini. Ci sono delle realtà che stanno emergendo a livello nazionale, al di fuori ovviamente del contesto veneziano? Ci sono delle regioni, delle città in cui il pattinaggio sta crescendo in maniera notevole? Tieni. Allora, per arrivare anche a chiederti quali sono i tuoi avversari più tenaci, insomma. Allora, io il mio avversario più tenace, come si sente, io non sono di qua, sono romano. E il mio avversario più tenace è proprio Veneto, che è Dani Agnero, e quindi posso dire che il Veneto sì, è una nazione molto forte, è una nazione che potrebbe uscire. Nel Lazio ci sono pochi nomi, però importanti, come Francesca Lollobrigida, che anche lei sta preparando adesso le Olimpiadi invernali. Una regione uscente, oddio, alla fine sono sempre... Volevo metterti in difficoltà. No, sono sempre le solite, quindi il Veneto è molto forte, veramente tanto forte. Adesso no, non mi trovi... Figurati. E anche tu fai l'abbinata pattinaggio a rotelle e pattinaggio sul ghiaccio? Sì, infatti domani sono in partenza per andare a Baselga di Pinè, che mi parte la stagione di ghiaccio. Infatti sono qui a
appunto per la premiazione. Scontato chiedere se è tanto diversa la tecnica su ghiaccio dalla tecnica a rotelle. Sì, è molto più tecnico proprio, è più là si va molto di tecnica, dove tante volte nelle rotelle puoi anche uscire fuori con la forza, lì non ti puoi nascondere dietro la forza, ma è molto più devi affinare molto di più la tecnica. Grazie a tutti e due, Grazie a complimenti naturalmente, grazie alla premiante, grazie alla Presidente. Prego. E allora passiamo al video successivo. Categoria numero 3. Allora premiano Luciano Favaro, presidente dell'Union Box Mestre, e Dario Naccari, premiato 2020. Premiano Sergio Dalla Mora, per più di 10 anni direttore sportivo di ciclismo, e ha riportato al successo una grande classica, vale a dire il trofeo Bottecchia. Prego. Ecco i due premiati 2020, prego, il premiato 2021. Complimenti. Le foto. Qua si gioca facile nel farle la domanda. Come mai impegnarsi nel recupero di una classica del ciclismo? Perché poi non è facile, insomma. È semplicissimo, basta avere la passione. La passione ti impegna a fare questo. Siccome la passione talvolta però cozza, l'abbiamo sentito anche prima, insomma, nei discorsi con le norme, la burocrazia e quant'altro, è stato difficile riuscire a mettere in piedi di nuovo una classica del ciclismo? Sì. È molto difficile perché i tempi sono cambiati, c'è tanta burocrazia, bisogna stare molto accorti, ci sono tanti pericoli, bisogna stare attenti. Non è facile. Per fare un bilancio, ha trovato più persone che le hanno dato una mano o più persone che hanno messo magari un qualche gradino lungo la sua strada? Tanta disponibilità. Bene. Sì, per tanti amici. Ho cercato gente che ha praticato il ciclismo, pertanto non è stato facile, è difficile. Complimenti, grazie. Allora agevoliamo il prossimo filmato. Bene, qui devo far finta di non conoscerlo, Sebastiano Barponi, tecnico del CUS Venezia, che viene premiato dalla vicepresidente del Panathlon di Mestre Valentina Di Renzo e dal collega Alessandro Torre, premio 2020. Alessandro, su via per la foto.
Grazie. Allora, Sebastiano, una vita nella pallamano, una vita nel CUS Venezia. Credo che però la cosa più originale che lo possa caratterizzare è quello di aver preso 3 bambini che avevano 12 anni e averli portati tutti e 3 in nazionale. Un commento è, voglio dire, quello che si prova. È stata... Sì, Sebastiano è uno che parla più col cuore talvolta che con le parole. È stata un giorno ero a un campetto amatoriale così a fare la partita delle vecchie glorie e mi è stato chiesto perché non alleni? Io ho detto io non credo di essere in grado di dare quello che davo io in campo come un atleta e non so da che parte cominciare. E mi è stato detto, ma guarda, è semplice, butti una palla dentro il campo e i ragazzi corrono. Vabbè, ci provo. Quando ho visto questi ragazzi qua, ho capito che non era uno scherzo, era un impegno che dovevo viverlo al 100%. Quindi ho dato tutto quello che potevo dare, sia dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista dell'insegnamento, dell'attaccamento allo sport, del sacrificio, di tutto quello che è la vita di uno sportivo. Ho avuto la fortuna di avere un gruppo di giocatori con grande talento, perché nessuno avrebbe potuto fare il miracolo di portare in nazionale più di un giocatore di una squadra dilettantistica trovati all'Arsenale, a San Polo e alle Zattere. È chiaro che sono stato anche supportato dai dirigenti, dai genitori, che ce ne sono anche qui presenti. È stato un'esperienza fantastica. Quindi auguro a tutti gli allenatori di vivere questa esperienza, perché forse ho dato più di quello che magari sacrificando anche tanto, tutti i giorni, tutto il giorno, messaggi, informarsi come stanno, informarsi come vanno a scuola, insistere, portarli in palestra, allenarli in agosto, in luglio, in settembre, in spiaggia, sempre, e alla fine i risultati sono arrivati. 3 giocatori nazionali e tanti atleti, Enrico vedo qua, poi, che giocano in Serie 2, cioè presi da bambini e portati a un livello grande. Grazie. Grazie a Sebastiano Varponi, tecnico allenatore. Ovviamente si continua. Categoria società sportive. Bene, allora premio 2021, l'avete capito, l'Atletica Biotecna di Marcon. Ritira il premio Enrico Dal Compare, consigliere della società, e premiano
il rappresentante, il consigliere della pallanuoto Mestrina Edoardo Rivola e l'assessore allo sport del Comune di Venezia, che però non mi pare ancora essere arrivato. Andiamo avanti lo stesso. Prego. È arrivato adesso. Ma è un colpo di scena questo. Se qualcuno si ricorda Franz di Paolo Villaggio che scendeva le scale. Andrea Tomaello, vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Venezia. Fate le foto. Allora, visto che siamo concittadini, in questo caso, visto anche il discorso che ha fatto prima il sindaco giustamente sull'area metropolitana, però mi viene da chiedere, com'è che succede un miracolo in un comune della provincia come l'Atletica Biotecna a Marcon? Beh, primo c'è la fortuna di avere la pista atletica, che non è poco, perché non è dappertutto. Beh, i miracoli non accadono a caso. Il presidente della società è da oltre 45 anni che ha creato da zero una società che è diventata una delle più importanti realtà italiane, nonostante in un comune molto piccolo, però abbiamo avuto campioni e si è costruito veramente una realtà dai bambini, gli adulti, fino ai master, quindi vieni in campo e trovi qualsiasi persona in qualsiasi età, e questo ha fatto la differenza, soprattutto in una passione, un amore verso lo sport, costruendo un sodalizio con gli stessi abitanti e con lo stesso territorio, partendo da Venezia, ma spargendo comunque la mentalità di questo sodalizio, questa solidarietà, oltre in Veneto, anche in Italia, perché abbiamo collaborazioni con tutta l'Italia. E siamo arrivati quest'anno a ottenere il miglior risultato a livello italiano, col terzo posto ai campionati italiani di squadra. Ora immagino non sia più un problema, ma ve l'avranno chiesto qualche volta, Marcon dove? Sì, ormai terzi, comunque anche il comune di Marcon si è affermato a livello nazionale. Grazie all'Atletica Biotecna Marcon, grazie al vice sindaco Tomaello e grazie naturalmente anche al consigliere della pallanuoto Mestrina. Ora premio categoria giornalismo sportiva, come sempre la linea alla regia. Bene, come avete visto, il premio per il giornalista sportivo è intitolato ad un collega prematuramente scomparso, Luca Miani, per cui invito qua la signora Miani a premiare il vincitore 2021 assieme a Walter Esposito, collega giornalista, scrittore e anche componente della giuria del premio da quest'anno. Viene premiato Edoardo Pittalis. Tra le altre cose, come ha scritto anche un libro sulla storia delle Olimpiadi. Vi avvicinate? Ecco, allora a Edoardo è anche facile fare le domande, ci conosciamo, lui fra l'altro è uno scrittore del territorio, delle storie. Voglio dire, cosa ti affascina di più nello sport, l'epopea o la prestazione agonistica? Prego. Ecco. Epopea.
Lo immaginavo. Perché gli anni passano, mi ricordo più cose di quelle che vedo. E lo sport preferito? Calcio e ciclismo. Cioè 2 sport di fatica, tutto sommato, Sport di che fatica. raccontati spesso dallo sport, fra l'altro. Sì, perché sono quelli che capisco meglio e quindi posso raccontare meglio. Ma ce n'è uno che ti affascina tra gli sport moderni oppure è un'altra storia ormai? Mi piacerebbe fare una partita di padel, ma come forse è interessante, è curioso, però io sono arrivato, ho giocato sino quasi a 60 anni a pallone, ma ho smesso quando ho visto l'avversario che veniva incontro, io sapevo dentro di me tutto quello che dovevo fare, e adesso vado, lo contrasto, gli prendo la palla, alzo la testa, la passo a un compagno, quando ho finito di pensare quello era già passato. Per concludere, il mito sportivo del nostro tempo di cui ti piacerebbe raccontare. Ma forse la staffetta 4% che ha vinto le Olimpiadi. È una cosa... Grazie. Signora, vuole spendere 2 parole? Siamo tutti... No. Posso aggiungere una? Assolutamente. Mi fa piacere ricevere il premio intitolato a Luca Miani. Un paio d'anni fa, quando sono venuto a premiare un collega, Lazzari, avevo proposto che il premio fosse intitolato a Luca perché lo meritava, perché aveva speso tutta la vita per lo sport, soprattutto per il calcio, per il Venezia in particolare. Oggi sarebbe contento di vedere il suo Venezia dopo 27 anni in Serie A. Sfogliando l'elenco ho trovato anche i nomi di colleghi che hanno fatto grande lo sport veneto. C'era il nome di Teddy Stafuzza, c'era quello soprattutto di Giorgio Lago. Io penso che se lo sport nel Veneto è cresciuto ed è diventato così popolare e importante, lo deve anche a delle penne, degli scrittori come Lago e Stafuzza, che hanno saputo coinvolgere la gente, non soltanto raccontarlo così perché si deve raccontare lo sport. Perché è diventato popolare Galeazzi? Perché la gente lo sentiva come se stesso, sentiva che gli piaceva quello che raccontava e sapeva raccontarlo. Il giornalista può essere bravissimo, ma se non ha cuore, prima c'era uno che parlava più col cuore che con la bocca, se non c'è il cuore non trasmette niente. Grazie a Edoardo Pittalis, premio 2021 per il giornalismo sportivo. Buonasera, grazie anche ai premiandi. E allora passiamo alla categoria successiva, categoria Fair Play. Quindi chiamo qua il presidente della municipalità di Mestre Centro, Raffaele Pasqualetto, e l'assessore allo sport del comune di Marcon, Carolina Misserotti. Entrambi non ci sono e quindi è giusto, il vice sindaco del comune. E allora Andrea Tomaello premia Fabio Caramel, giovane difensore del Football Club Spinea. C'è? Non c'è neanche lui? Abbiamo fatto l'unplay in questo... Allora, comunque, avremmo premiato e sarà consegnato il premio a Fabio Caramel, che è giovane difensore del Football Club Spinea 1966, ha saltato una finale per donare il suo midollo osseo ad una paziente. Glielo consegneremo. Categoria arbitri e giudici di gara.
buonasera a tutti. Mi dispiace molto di non essere qui con voi questa sera, ma purtroppo un improrogabile intervento chirurgico mi impedisce di ritirare personalmente l'ambito premio che mi avete assegnato. Sono molto onerato di far parte della lista dei premiati della serata e ringrazio di cuore il Panathlon Club di Mestre per il gradito riconoscimento. Un abbraccio a tutti, speriamo di vederci presto. Ciao. Lui è Stefano Cazzaro, lunghissima carriera come arbitro di pallacanestro, arbitro d'onore FIP e FIBA, Federazione Internazionale di Basket. Comunque, il signor Zambon ritira il premio del Panathlon Club. Prego. Panathlon Club di Venezia nel 70° di fondazione del Panathlon. Prego. Sì, chiedo scusa. Sono stato io che, non essendoci premiato, ho saltato anche i premianti, che avrebbero dovuto essere a questo punto. Natale Scalise, che è qua. Sì, prego, chiedo scusa. Segretario medaglia d'oro del CONI, con Giuseppe Falco, governatore dell'area di Veneto e Trentino Alto Adige del Panathlon. Prego. Prego. Presidente, approfitto però una domanda anche a lei la voglio fare. No, sicuramente, perché quando ci riuniamo come giuria e così intanto si parla di Mestre di Venezia, viene sempre da pensare che forse a Mestre siamo più fortunati a individuare dei premiati, siccome anche voi fate un premio prestigioso ogni anno. Nel centro storico ne avete tanti anche voi? Nel centro storico ovviamente abbiamo più difficoltà perché Venezia si sta purtroppo spopolando, siamo ormai a 51.000 e tanti abitanti, quindi meno di 52.000 mi pare, però ci sono delle realtà che ovviamente ci danno soddisfazione e quasi ci sorprendono. L'unica cosa che posso dire parlando di premi, io seguo il premio studente atleta organizzato dal Panathlon Club di Venezia, quest'anno abbiamo fatto la 49esima edizione, però 49esima perché ci sono stati dei buchi non voluti nel giro degli anni molto addietro, però il primo premio studente atleta è stato lanciato nel 1956, cioè 5 anni dopo la costituzione del club di Venezia che è nato nel 51. Che dire, io ho notato che all'inizio gli studenti atleti che partecipavano erano esclusivamente atleti che praticavano atletica leggera, scusate il bisticcio, ma è la realtà. E per molti anni siamo andati avanti con atleti che praticavano l'atletica leggera nella sua gamma di sport, salto in lungo, alto, corsa, ecco. Poi un po' alla volta negli anni c'è stata una, chiamiamola evoluzione fortunatamente, dove è cominciato in un certo periodo ad apparire anche atleti che praticavano tennis. Erano quasi delle novità, ma che davano un qualcosa di diverso dalla, passatemi il brutto termine, dalla monotonia precedente, perché atletica. Poi in questi ultimi anni, non vi faccio tutta la cronistoria perché sennò mi dilungherei troppo, però in questi ultimi anni vediamo che invece gli studenti atleti che partecipano al nostro premio sono delle classi sportive più disparate. Abbiamo chi fa karate, abbiamo chi pratica corsi ippici, poi gli sport classici, scherma, canoa in particolare, ecco, nell'ambito veneziano canoa, canottaggio, voga, ecco. Però ecco, sono apparse queste realtà sportive che proprio una volta non ci si sognava. Quindi è bello vedere la variabilità nello sport, perché significa che questi ragazzi affrontano anche un mondo sportivo che una volta forse quasi era inibito, era fatto per passatempo. Ecco, adesso lo affrontano invece con l'impegno e diventano campioni, perché per avere certi titoli e essere premiati bisogna veramente essere dei campioni.
Grazie. Quando si dice che lo sport è vita, in centro storico ne è la testimonianza più pura. La categoria successiva, parliamo della categoria progetto sociale, lo sport nel sociale, chiedo scusa. Questa è la storia di una bambina come tante, con tanti interessi e un grande sogno: diventare campionessa di scherma. Ma un giorno, per rubare il suo sogno, il destino le prese le braccia e le gambe. E fu proprio in quei giorni bui che lei trovò una nuova forza. Forza per affrontare nuove sfide. Per incontrare nuovi amici. Per conquistare di nuovo la vita. Con la punta del suo furetto. E questa è una storia vera. Premiano la vicepresidente del Panathlon Club di Mestre Valentina Di Renzo e Moreno Pesce. Prego. E viene naturalmente premiata l'associazione Art for Life. Prego. Il video ha già spiegato molto. Comunque, migliorare la vita avviando allo sport bambini e ragazzi portatori di protesi, studiando anche soluzioni per i giovani atleti. Signora, voi vincete sempre 2 volte. Ho visto che concludeva dicendo donate il vostro 5 per 1000 se non vado errato. Tra poco è Natale, come possiamo aiutare la vostra associazione? Prego. Tanto buonasera a tutti e grazie mille di averci invitato qui. Sono veramente onorata. Seguite lo sport paralimpico, se ci donate il 5 per 1000 a noi fa solo che piacere, perché tutti questi fondi noi li utilizziamo per aiutare i ragazzi della nostra associazione, che ormai sono diventati 42 e che Francesca conosce benissimo. Francesca più volte l'abbiamo coinvolta nella nostra associazione con eventi e cose del genere, e devo dire che per noi è una grandissima passione. Abbiamo ragazzi che fanno tantissimissimi sport diversi, dal nuoto alla scherma, basket, insomma non li vado a enumerare tutti, però sono veramente tanti, sì. E tra l'altro ne abbiamo portati 7 a Tokyo, non noi, se lo sono meritato loro, noi abbiamo semplicemente accompagnati in questo percorso e devo dire con grande vanto che ci siamo portati a casa anche delle belle medaglie, per cui grazie allo sport, grazie agli atleti che fanno questo sport e grazie a tutti voi per averci invitati. Grazie a lei. Grazie. Grazie allora ad Art for Life, vincitore 2021
della categoria Lo sport nel sociale, categoria progetto sociale nel territorio. Il presidente del Panathlon Club Mestre Fabrizio Coniglio prema il presidente dell'associazione Viva Piraghetto Stefano Giacomazzi. Prego. Allora, l'associazione Viva Piraghetto è sicuramente un bellissimo caso di cittadinanza attiva. Per chi mai non lo dovesse sapere, è nata qualche anno fa per recuperare all'uso pubblico uno spazio, quello del Parco del Piraghetto, che diciamo era mal frequentato. Oggi insomma mi viene a dire, 1, ci siete riusciti, 2, ci avete preso anche gusto. Decisamente. Sono 6 anni che ci siamo messi in pista per recuperare una parte di città che era stata un po' abbandonata, e l'abbiamo fatto divertendoci, sudando, facendo tanta fatica, essendo in tanti, siamo una grossa squadra. Io sono solo un rappresentante, sono solo il presidente di un grosso gruppo e grande gruppo di genitori, di cittadini che hanno voglia di fare e che hanno voglia di mettersi in campo, in pista. Ce l'abbiamo fatta, ci siamo divertiti, continuiamo a divertirci e veniteci a trovare, va? Quante cose avete imparato in questi anni che vi siete messi a fare che non sapevate fare? Tantissime, tantissime. Ma la parte bella è stata che ognuno di noi ha messo in campo la propria preparazione, la propria competenza, e mettendola a disposizione degli altri soci, in modo da insegnare quello che ognuno era in grado di fare. Quindi siamo diventati, secondo me, una grande squadra proprio perché ognuno ha messo un pezzettino di un puzzle e è venuto fuori un gran bel puzzle. Posso dirlo con molto molto orgoglio. Ho una gran bella squadra. Complimenti. Grazie allora a Stefano Giacomazzi, presidente dell'associazione Viva Piraghetto.
Fabrizio Coniglio resta qua, perché insomma talvolta lo usiamo a sproposito, il termine mitico, ma la prossima lo è davvero. Prego. Delle imprese sportive, alcune pagine sono rimaste incollate Anche e quasi il... nessuno le ha mai lette. Noi abbiamo provato ad aprirne qualcuna. È la prima italiana a vincere una medaglia d'oro sia alle Paralimpiadi estive che a quelle invernali. Il suo nome è Francesca Porcellato, ma nel mondo dello sport tutti la conoscono come la Rossa Volante. 13 medaglie vinte in 10 edizioni, da Seul a Rio, e in 3 discipline diverse: atletica leggera, sci di fondo e ciclismo. Francesca festeggia da sempre 2 compleanni. Il primo è il 5 settembre 1970, il giorno della sua nascita. Il secondo è il 21 marzo 1972, il giorno in cui, a 18 mesi, viene investita da un camion e riporta una lesione midollare che la costringe dall'età di 6 anni a muoversi sulla sedia a rotelle. Per lei è l'inizio di una nuova vita. La carrozzina diventa per Francesca una compagna di giochi, con la quale lanciarsi in corse sfrenate per assaporare il gusto della libertà e sognare di diventare un atleta. Fino a quando, a 16 anni, inizia ad allenarsi in una società sportiva che crede in lei e fa bene. Francesca firma il record italiano nei 400 metri e si qualifica per le Paralimpiadi. Il suo desiderio più grande è vincere una medaglia. In realtà ne mette al collo 4. A 18 anni conquista a Seul 2 ori nei 100 metri e nella staffetta 4x100 e 2 bronzi nella 4x200 e nella 4x400. E tornata a casa fa una scommessa con il suo compagno Dino, che è anche il suo allenatore. La pista mi sta stretta, dice. Voglio provare l'ebbrezza della maratona. Tutti cercano di dissuaderla. Passare dai 400 metri a 42 chilometri non è facile, ma Francesca vuole tentare. E allora Dino rilancia: se a Barcellona ti aggiudichi una medaglia, ti preparo per la maratona. Affare fatto. Francesca porta a casa un bronzo nei 400 metri, proprio nel giorno del suo primo compleanno. Per lei è un segno del destino. Nella sua lunga carriera, Francesca correrà oltre 100 maratone tra le più importanti: New York, Londra, Boston, Parigi e Roma, e stabilirà anche il record mondiale di 1 ora, 38 minuti e 29 secondi. Ma intanto continuerà a collezionare medaglie paralimpiche. Prima un bronzo nei 100 metri a Sydney, poi un argento negli 800 e un bronzo nei 400 ad Atene. Subito la progressione di Porcellato. Ray Thompson, Porcellato seconda. Ma un giorno Francesca riceve una proposta inattesa: entrare nella squadra dello sci nordico. Di fronte ad una sfida non si è mai tirata indietro e dal tartan passa alla neve. A Vancouver, nel giorno del suo secondo compleanno, Francesca arriva prima nella chilometro sprint di fondo e sale sul gradino più alto del podio. Altro segno del destino.
E in quello di Francesca c'è una recente passione che la spinge a mettersi alla prova per l'ennesima volta, l'handbike, con cui si presenta a Rio e ottiene 2 bronzi nella prova in linea e nella crono. Qui a questo punto il cerimoniale è giustamente saltato. Giorgio Chinellato, consigliere del Panathlon International, Fabrizio Coniglio, presidente Panathlon Mestre, Andrea Tomaello, vice sindaco del Comune di Venezia. Francesca Porcellato, naturalmente. Categoria Lo Sport per la Vita, premio Antonio Serena 2021. Prego. Certo, prego. Signor Dino? Sì, sono una domanda perché vedo che tra le note che mi sono state fornite c'è un suo modo di dire che trovo straordinario. Sono come il vino buono, invecchiando miglioro. Alle donne non si chiede mai l'età, ma questa è una vita vissuta alla rovescio. Lei è un atleta che cresce. 18 anni. No, tra l'altro dal video ad oggi è aumentata anche una medaglia, perché parlavano di 13. Sì, perché questo è stato un video che hanno fatto proprio per presentare Tokyo. Poi a Tokyo ho rimpinguato il mio medagliere a 14 medaglie, vincendo l'argento nella gara crono. Grazie. Cioè, generalmente uno che vince 14 medaglie olimpiche e paralimpiche, cioè a un certo punto si mette dall'altra parte, intendo di fare l'allenatore. Invece lei, scusi, i suoi programmi? I miei programmi, adesso mi riposo perché sono un po' stanchina. Tokyo non è stata una passeggiata, ma non lo è stata per nessuno, perché in epoche Covid già preparare un'Olimpiade, una Paralimpiade non è una cosa facile, è molto complicata. Noi siamo abituati a vedere e applaudire gli atleti sul podio, ma non è così semplice, c'è un percorso lungo e difficile, già per qualificarsi, poi per salire sul podio ancora di più, e dunque poi in epoca Covid è stato veramente complicato. La preparazione è durata 5 anni, non 4, e soprattutto nell'incertezza, perché ci sono stati dei momenti dove si pensava di non farla e poi invece si è fatta. Dunque abbiamo avuto l'incertezza, ci ha messo del suo, ecco, oltre a tutto il lavoro da fare. Adesso mi sto riposando, anzi mi sto godendo questa medaglia che mi sta dando molti riconoscimenti che vengono molto apprezzati, perché il lavoro dell'atleta è un lavoro molto duro, perché tu parti per un obiettivo lontano, grande, bello, ma difficile. Devi essere pronto quel giorno, in quel momento, a quell'ora, e non è detto che tu ci riesca. E dunque, oltre al lavoro fisico, anche il lavoro mentale è eccezionale. E quando ci arrivi è giusto anche apprezzare e godersi il momento. E dunque apprezzo questi riconoscimenti e vi ringrazio per questo riconoscimento. Grazie. Ho ancora una curiosità, perché devo dire che il signor Dino che si schermisce, però
fate oggettivamente una bella coppia, anche perché lei se ne va un po' a cercare, abbiamo capito che insomma i suoi orizzonti sono sempre più in là. Ma mi ha divertito anche il signor Dino, perché ha detto: se vinci 400 metri ti faccio un regalo, ti faccio fare la maratona. Ma pensate un po', come a casa nostra, noi maschi facciamo il letto e la moglie ci dice: dai, adesso ti faccio fare tutta la casa. Ma sai che è divertita? No, è l'incontrario. Pulisci anche i piatti. A dir la verità, io sono tornata da Seul e avevo vinto l'oro nei 100 metri. E poi e facevo tutte le premiazioni con Gelindo Bordin, che lui all'epoca aveva vinto la maratona, e sentivo i suoi racconti e mi affascinavano tantissimo. Io ero piccolina, avevo 18 anni, e dicevo sempre a Gelindo: Gelindo, io vorrei provare la maratona. Lui mi guardava con questi occhi sgranati e mi diceva: ma sei pazza? Tu hai vinto lo stesso oro mio, però tu hai corso 18 secondi, io ci ho messo 2 ore e 13 per vincere questa medaglia, sai quanto lavoro? Continuò a fare i 100 metri e io testarda dicevo: no, io voglio provare a fare la maratona, e continuavo con questo sogno. Solo che non è facile passare dai 100 metri alla maratona, ci vogliono determinate caratteristiche e tantissimo lavoro. E allora dicevo a Dino: senti Dino, io voglio provare a fare la maratona. E lui mi diceva: guarda, stiamo preparando Barcellona, pensa a Barcellona. E poi, perché comunque insistevo, per un po' allontanare sta mia pressione, mi disse: dai, se porti a casa una medaglia a Barcellona, perché sembrava molto improbabile che io salissi sul podio in quell'Olimpiade, ti preparo per la maratona. Beh, io il giorno del mio compleanno mi sono fatta un bellissimo regalo, questo 400 metri stupendo che ho corso benissimo, ho vinto questa medaglia di bronzo meravigliosa, che veramente inaspettata. Ho fatto il personale, mi sono migliorata di parecchio, e quando me l'hanno messa al collo io vedevo già la maratona. Dunque, quando poi sono scesa dal podio, ho incontrato Dino, la prima cosa che gli ho detto: adesso mi prepari per la maratona. Ma ho avuto ragione, ne ho corse più di 100, ne ho vinte un'ottantina, ho stabilito il record del mondo nella maratona del 2005, ho vinto New York, Boston, Londra, insomma... Ho avuto ragione e mi sono divertita tantissimo. Ho fatto atletica leggera, sci di fondo e adesso paraciclismo, però la maratona è la disciplina che mi è rimasta proprio nel cuore. La cosa bella è che lei si vede che si diverte anche. Si vede? Sì. Anche prima l'ha detto, le piace anche il dopo, insomma, il festeggiamento, sì. Gli inviti. Ma io avevo questo sogno da bambina, come l'ha avuto Bebe, di diventare un atleta. E quando questo sogno ti sorge da bimba, ma lo vuoi proprio, la passione, e poi hai la fortuna di realizzarlo, perché poi sono stata fortunata che sono riuscita a realizzarlo, insomma continuo a cavalcare questo sogno che si è avverato nel migliore dei modi, ma io continuo a tenerlo lungo. Grazie. Allora, Francesca Porcellato, Una vita per lo sport, premio 2021 Antonio Serena. Per le conclusioni, Fabrizio Coniglio. Allora, nota di servizio per Fabrizio Stelluto. Devo fare. Sei scritturato anche il prossimo anno. Un applauso a Fabrizio Grazie. Stelluto. Bravissimo. Ricordo, grazie anche a Francesca, il premio Tony Serena, e ricordo Tony Serena, che ha voluto fortemente questo premio nell'ambito del premio Città di Mestre. Tony è stato, io lo considero, una colonna del nostro Panathlon, perché noi pensiamo a lui nei momenti in cui abbiamo magari dei dubbi, abbiamo delle incertezze. Tony cosa avrebbe fatto? E quindi lo ricordiamo con un applauso, perché sarebbe stato molto felice di questa edizione del quarantennale. Naturalmente vanno dei ringraziamenti speciali da spellarci le mani, se così si può dire, per chi è stato ore e ore a creare questi splendidi supporti video, e lì c'è in regia Roberto Ferronato e Alessio Ferronato, registi impeccabili. Ogni tanto mi arrivava qualche così cartellino giallo, però senza di loro questa edizione non sarebbe stata così.
E dal quarantennale credo ci portiamo a casa, oltre al ricordo, anche il cuore che questo premio ha voluto questa sera far emergere. Quindi è stato un lavoro straordinario dei nostri giurati, dei nostri commissari. Salutiamo la Marta che qui non è, le facciamo un applauso che le arriverà di sicuro. E quindi non posso far altro, ringraziando ancora M9 e tutti gli amici e gli ospiti istituzionali che ci hanno fatto compagnia, non faccio altro che rimandarvi al 41ennale, al 41esimo, come si dice, 40+1 del prossimo anno. Comunicazione di servizio. Allora abbiamo ricevuto 2 bellissimi ringraziamenti. L'assessore dello sport del Comune di Marcon e la nostra Presidente della Commissione Sport, Commissione Premio, che dalle 18 in poi hanno detto che grazie al regista, il tecnico che ci aiuta ed è fantastico, siamo andati in diretta streaming, sembra che ci siano stati parecchi visitatori, ma da domani il video è a disposizione di tutti, tutta la manifestazione sarà sulla nostra pagina. Grazie. Giustamente i fotografi reclamano, tutti premiati qui per la fotografia finale di rito, e ci vediamo tutti il prossimo anno. Ancora grazie, viva il Panathlon e viva il Premio Città di Mestre.